Ciao TNS Friends, oggi come vedete siamo in un posto particolare, o come vedrete, ci vediamo tra poco. Però lo vediate alle mie spalle, questa è già la prima delle cascate che vedremo, ma in realtà non è neanche una cascata, è il corso del fiume. E qua oggi con questa umidità e con la pioggia dei giorni scorsi è veramente forte. Ben presto si arriva a questa panchina in cui abbiamo già iniziato anche a fare qualche foto. Ovviamente ha piovuto ieri tantissimo, cercate di venire magari nelle giornate un po' più asciutte, che non ha piovuto da tanto. Rimane comunque umido perché qua praticamente penso non ci sia mai il sole, però molto meno di oggi. Oggi è umidissimo, vedremo però come sono le cascate. Sicuramente non mi sentirete perché il rumore è fortissimo, ovviamente anche l'umidità è pazzesca. Bene, quindi ci siamo un attimo allontanati, io mi sono messo la giacca pesante perché inizia a fare un po' più freddo. E detto questo, la passeggiata veramente è molto semplice, ben segnata, c'è anche un tavolino come avete visto per il picnic. Potete organizzarvi anche semplicemente una mezza giornata, bastano anche un paio d'ore se volete fare anche delle foto, dei filmati. L'unica cosa, l'umidità, quindi ricordatevi scarpe adatte, abbigliamento adatto, giacche possibilmente impermeabili, sicuramente le scarpe impermeabili. Vi ricordo che sulla pagina tnsproject.com trovate anche il mio blog in cui troverete la piantina del percorso, il punto di partenza, come arrivarci. Su Instagram e Facebook troverete anche delle foto che ho fatto in questa giornata.
Bene, siamo tornati, vi racconto una storia sulla cascata che si narra che appunto in giornate normali un po' più calde, non di certo con la cascata che c'era oggi, ho già rischiato qualche volo e tutta l'attrezzatura per farvela vedere meglio. Quello che si racconta è che si dovrebbe andare all'interno della grotta che abbiamo visto, sedersi sotto la Madonnina, che non so se avete visto, comunque c'è una Madonnina all'interno della grotta, e stare lì, pensare semplicemente a svuotare la mente, al respiro, e andare via soltanto quando non sentirete più la cascata. Così si narra, una sorta di relax. Bene, prima di salutarvi guardiamo un attimo la tecnologia, quindi sul cellulare il percorso. Bene ragazzi, spero che si veda. Quindi questa è la piantina che troverete appunto come sempre anche sul mio sito. Quindi vediamo una distanza 1,33 km, la durata 52 minuti, ma io comunque ho fatto anche dei video, quindi delle foto, quindi sono stato sicuramente tanto tempo. Infatti il ritmo è 39 minuti al chilometro. Vedete com'è salita, siamo precisamente a 97 metri, discesa 100 metri, non so come sia possibile che sono sceso più che salire, comunque. Quindi ragazzi, la passeggiata è veramente semplice, come avete potuto vedere, qua avete tutti i dati, quindi venite a farla, è semplicemente spettacolare, non è difficile. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che le cascate vi siano piaciute, spero che veniate veramente a visitarle perché sono assolutamente fantastiche e molto semplici da raggiungere. Vi lascio il punto di arrivo, sul blog di tnsproject.com troverete anche la mappa del percorso da poter seguire. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, come sempre condividetelo e ci vediamo alla prossima. Da Tiz e Spring di tnsproject.com. Spring.